A fine aprile li avevamo lasciati così, disperati perché da oltre un anno non lavoravano e per lanciare un appello decine di camion in tutta Italia avevano percorso chilometri a bordo dei loro mezzi pesanti in segno di protesta, affinché il governo si attivasse per assicurare una riapertura delle attività prima di luglio. Oggi i lavoratori degli spettacoli viaggianti tornano in pista. Dopo un anno di stop più o meno tra alti e bassi, ricominciamo la stagione estiva sperando nel tempo e sperando che le amministrazioni comunali, a differenza di tanti comuni che ci stanno facendo tribulare, continuino a far lavorare la nostra categoria in maniera sicura come negli anni scorsi. Quella dei Luna Park rientra tra le categorie che sono state maggiormente colpite dalle limitazioni anti-Covid. In altri comuni hanno già cominciato a lavorare, ho sentito molti colleghi in Lombardia, in Emilia-Romagna, in Friuli Venezia Giulia, qualcosa si sta muovendo, la gente ha voglia di tornare in giostra, di tornare a divertirsi, l'economia è un po' bloccata, logicamente non ci sono molti soldi, però la gente ha voglia di vivere e noi dobbiamo continuare a dare felicità alle famiglie del Veneto e di tutte le altre regioni.